E buonasera a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics e bentornati in questa nuova puntata di Holocron Book Club, la nostra serie di dirette in cui ci concentriamo nell'approfondire, recensire, analizzare, eccetera, eccetera, una singola opera tra quelle uscite teoricamente il mese precedente, ma visto che a dicembre del 2023 alla fin fine è uscito soltanto Afra, che era il penultimo volume della serie, e abbiamo deciso di non parlare di Afra, per parlarne poi alla fine della serie, che mi sembra un po' più adatto, ma di recuperare un romanzo estremamente atteso da tutti i lettori italiani, che però in realtà si trattava di una ristampa. Parlo infatti di Throne Alleanze di Timothy Zahn. Romanzo appunto già pubblicato, in Italia da Mondadori, la cui ristampa per Panini Comics è stata attesa, Raghi correggimi se sbaglio, 2 anni e mezzo? Sì, penso di sì, mi pare di sì. Perché Perché se non lo avevano sbaglio annunciato assieme al primo, a distanza, mi sembra, uno ad aprile e l'altro a maggio, però esa poi non è mai uscito. esatto. E intanto colgo l'occasione, dopo questa domanda a bruciapelo, anche per ovviamente dare il benvenuto a Raghi e Carmio che mi accompagnano stasera in questo commento. Quindi ciao Raghi, ciao Carmio, buonasera a voi, grazie per essere qui. Altrettanto per famiglia. Altrettanto. E salutiamo anche un po' la chat, c'è il buon Buccio, buonasera, c'è Monica, ovviamente, buonasera, c'è Matteo, che sì, si capisce che sei tu dalla fotoprofilo, il grande tiranno. Ancora non ho letto Alleanze, ma sto iniziando il primo, però ci tenevo almeno una volta a passare a salutare. Grazie mille di essere passato e poi facci sapere se recuperi poi la live, magari in differita, quando avrai effettivamente letto il romanzo. Ovviamente non poteva mancare anche Chiara, la nostra fan, non so se numero 1, numero 2 o numero 3 addirittura, se insomma se la giocano Francesca, Lara e Chiara come fan del grande ammiraglio. Buonasera anche a Franco e buonasera anche ad Andrea. Letto all'epoca, secondo lui il più debole della trilogia, tocca ripassare con l'adattamento a fumetti. Ne No. parleremo, ne Mh. parleremo anche stasera e ne approfittiamo, insomma, visto che è appena uscito il primo numero negli Stati Uniti e ha generato un po' di pareri frizzantini, diciamo. Io vorrei, prima di iniziare, penso che possa essere molto utile fare un attimo il punto sul perché questo romanzo, questa ristampa è uscita con così tanto ritardo, senza scendere in dei dettagli che ovviamente noi non conosciamo neanche direttamente, non essendo noi Panini. Però avendo parlato con Nicola Peruzzi, appunto coordinatore editoriale di Panini Comics, che ci ha confermato quello che erano in realtà già dei miei sospetti. Essenzialmente, il motivo di tutto questo ritardo, è da imputarsi a, dei problemi di diritti per quanto riguarda le traduzioni. Quindi essenzialmente, quando Panini ha acquistato, il romanzo di Throne Alle i diritti del romanzo di Star Wars, tra cui anche Throne Alleanze, era un periodo in cui stava cambiando la legge riguardante i diritti delle traduzioni. Infatti quella che vedete qui è la traduzione di Francesca Novaira, che è la traduttrice che si è occupata di tradurre anche per l'appunto anche il primo romanzo di Throne per Mondadori e che aveva tradotto appunto anche Alleanze. La supervisione in questo caso è di Marco Ricompensa, il supervisore italiano delle opere cartacee di Star Wars, appunto per Panini Comics, ma la traduzione originale appunto è quella di Francesca Novaira. E non so i dettagli riguardanti ovviamente questa legge, ma il problema alla base di tutto questo tempo che abbiamo dovuto aspettare per vedere la ristampa è stato appunto il,
un problema legato ai diritti. Quindi non è che questo romanzo ha fatto ritardo perché sì, o perché non l'hanno voluto pubblicare, o perché hanno voluto aspettare. C'era una necessità relativa ai diritti. Adesso finalmente è tra le nostre mani, nella solita edizione Panini Comics, brossurata al prezzo di 23 € e con la stessa copertina, diciamo, regular dell'edizione anche italiana. Quindi queste sono un po' le motivazioni del ritardo. Di cosa parla Tron Alleanze? Tron Alleanze è il secondo capitolo di questo trittico di opere che Zahn ha scritto per raccontare le gesta del Grande Ammiraglio Tron al servizio dell'Impero Galattico. Dopo aver visto quindi la sua scalata nei ranghi dell'Impero nel primo romanzo, Tron Alleanze ci racconta di una sua missione in collaborazione con niente poco di meno che Darth Vader. Con la peculiarità, la grande peculiarità che Thrawn è forse una delle poche persone in tutta la galassia, poche poi si stanno moltiplicando, però è una delle poche persone nella galassia a conoscere la vera identità di Darth Vader, cioè che è appunto l'ex cavaliere Jedi Anakin Skywalker, con cui durante le guerre dei cloni aveva avuto modo di collaborare, scopriamo appunto in questo romanzo, durante una missione sul pianeta Batuu alla ricerca della senatrice Amidala, che a sua volta si era recata su Batuu, se non sbaglio, proprio alla ricerca di una sua ancella dispersa, una sua ancella spia praticamente. Perché ormai sappiamo che appunto le ancelle sono tutte super addestrate. Fanno di tutto, sono in Avengers. Il romanzo quindi si sviluppa su due, diciamo su 3 linee narrative, una nel presente e 2 nel passato. Quella nel presente appunto è quella relativa a Thrawn e Darth Vader, mentre quelle relative al passato sono 2 e sono una quella di Padme, che è abbastanza autonoma fino alla fine dell'opera, praticamente, e quella tra il generale Skywalker dell'esercito della Repubblica e maestro cavaliere Jedi e il luogotenente, mi sembra, Mistron Uruodo, o forse commander. Ma non lo so, perché poi lui viene promosso. Esatto, comunque. Il giovane Mistron Uruodo dell'ascendenza Cis. Queste sono appunto le tre trame che si intrecciano in questo libro tra passato e presente, e l'altra grande peculiarità del romanzo è quella di introdurre i Grisk, quelli che sono al momento soltanto su carta, ma gli antagonisti dell'ascendenza Cis, la grande minaccia da cui Thrawn sta anche cercando di proteggere ovviamente l'ascendenza anche tramite il suo servizio con l'impero. Un po' l'equivalente degli Yuuzhan Vong per come ci sono stati presentati e per la funzione narrativa anche che hanno. Quindi questa è un po' la panoramica sul romanzo. Vorrei recuperare un po' qualche commento e poi vi chiederei un po' un vostro parere quando avete letto il romanzo, un po' di vostre sensazioni in generale. Al momento Butch dice che per ora non ha ancora letto, è rimasta la trilogia Legends di Tron. Beh, quella è incredibile. Però facci sapere poi se procederai con la lettura di queste 3 opere o magari prima con le opere dell'ascendenza. Tipsama, tra l'altro bellissima immagine del profilo, ci dice: buonasera, Alleanza, ho fatto una fatica boia a finirlo, colpa di Padme. Ci arriveremo assolutamente, anche secondo me comunque, anticipo, sono i capitoli più deboli. E anche Chiara conferma che ha odiato anche lei i suoi capitoli.
Antonio ci dice: buonasera, devo dire che Alleanza è stata una lettura meno impegnativa di quanto temessi. Zan sempre una garanzia. Sì, diciamo che a livello di scrittura Zan non sbaglia un colpo. Ma Raghi, Carmio, vi cedo un attimo la parola. Quali sono state le vostre sensazioni su questo Alleanze? Inizio io? Sì, vai pure. Sì. No, ho letto le ansie ancora solo una volta, per fortuna, aggiungerei, al tempo dell'uscita in italiano, ancora con multiplayer. E sì, devo dire, in realtà mi aspettavo qualcosa di meglio prima di leggerlo, perché comunque la premessa di vedere Vader e Tron assieme era qualcosa che magari molti si aspettavano fin da Legends, in cui Tron appariva solo dopo la dipartita dell'imperatore e di Vader, quindi vederlo, vederli collaborare, adesso non sono sicuro al 100% non si fosse mai visto in nessuna storia Legend, però penso fosse qualcosa di abbastanza inedito per tutti. Però poi comunque sì, sapendo in anticipo chiaramente anche della parte passata di collaborazione tra Anakin e Thrawn, anche quella poteva essere molto interessante, però purtroppo diciamo mi sono dovuto ricredere dopo averlo letto, perché sia vuoi la parte su Padme che ho trovato davvero molto pesante, mh, per certi livelli anche molto inutile, perché alla fine la missione è salvare Padme, con lei che in un certo senso si sta salvando da sola, però in realtà neanche tanto, perché comunque ha lo stesso bisogno di Anakin e Tron che vanno a salvarla. Quindi mi è un po' quasi sembrato metalibro, un libro di Zan però incompiuto, e un altro metalibro, un libro magari tipo trilogia su Padme, ma a sua volta incompiuto, perché comunque non è lei una vera protagonista, quindi non ho apprezzato troppo per questo. Poi per il resto sì, molto interessanti anche i Grisk. Sappiamo poi a posteriori come si siano sviluppati in Tradimento, nella trilogia dell'Ascendenza, che poi in realtà è ambientata prima, dopo, durante Sì. Alleanze. E niente, diciamo sicuramente al di là di Alleanze, appunto, non vedere più i Grisk in nessun'altra opera che sia cartacea o su schermo, questo poi non lo so, sarebbe un po' un peccato, e secondo me andrebbe a sminuire un po' tutta l'esalogia, tra virgolette, canonica su Throne. E penso che se cioè, mentre gli altri romanzi si reggono comunque sulle proprie gambe, questo soffrirebbe ancora di più, appunto, rendere la scoperta di Grisk, tra virgolette, inutile. Poi adesso non mi ricordo esattamente se nei Skywalker si scoprano in questo romanzo o in Sorge Chaos, perché col fatto che sono ambientati insieme ho Cosa questo dici? dubbio, nei Skywalker proprio. No, in questo romanzo non si sa che lui è con Sherry. No, che lui sia con lei, no, però quando diciamo Anakin rivela il suo nome, eh, Sì, no, è, in questo. è in questo che lui dice, ah, ci sono le Skywalker. Sì, perché poi a un certo punto Sì, poi trovano, no, ma c'è Thrawn che spiega a Vader come sì, usare la come forza per navigare con navigare. l'iperspazio. Sì, sì, Esatto, sì, anche sì. quello molto interessante, perché comunque mette le basi poi per il tradimento e Mhm. la trilogia dell'ascendenza, che ho sempre la speranza possa venire allargata in futuro, perché comunque non sapere cosa sia successo poi non è bello, diciamo, secondo me. Al di là poi di Ahsoka, Mandoverse, eccetera. Mm. E tu, Carmio, invece? Sì, allora io sti libri li avevo acquistati tanto tempo fa, tanto è vero che ho ancora l'edizione Mondadori io, però per vari motivi li ho sempre procrastinato la lettura. Se non che quando stava per uscire Ahsoka, un Ti sei po' ci lanciato? speravo, un po' speravo nel profondo che potessero arrivare i Grisk, non più di tanto, ma un po' ci speravo. E quindi ho detto dai, leggiamoli, anche perché Tron non ho letto la trilogia Legends, però è il villain
migliore di Rebels, mia serie preferita, quindi sono anche affezionato al personaggio per questo motivo. Ho letto il primo libro e mi è piaciuto, poi passa al secondo e delusione totale, perché diciamo che ha diverse idee, diverse cose carine, diversi elementi carini sulla carta. Poi però nel momento in cui mi sono approcciato alla lettura, ecco, li ho trovati estremamente noiosi, in alcuni casi ripetitivi. Non so, faccio un esempio. Quando Anakin ingaggia un combattimento con qualcuno, Thrawn racconta che, scusami, Zan racconta che Anakin tipo prevede l'immediato futuro e vede ci sono più vivi per raggiungere la soluzione. È un'idea carina, perché sappiamo che i Jedi, oltre ad avere grandi riflessi, diciamo, riescono a combattere così bene perché appunto prevedono in anticipo le mosse dell'avversario. Cioè la doppia visione. Cioè La doppia visione. Esatto. È figo che lui racconta per certi versi prima persona quello che vede Anakin. Però alla quinta volta che tu mi annacqui un combattimento noioso, me lo allunghi dicendo può andare così, può andare colà, scegliamone uno. La prima volta va bene, poi basta, ecco. Le parti con Padme, anche quelle le ho trovate noiose. Mi avevano consigliato di skipparle, ma io ho detto no, voglio leggere integralmente, non mi va bene questa cosa. Poi però a un certo punto sono stato molto più fortunato di Raghi, ovvero non ho letto una volta il libro, l'ho letto mezza volta. Io a metà libro l'ho droppato. Appena ho saputo che doveva uscire il fumetto, ho detto basta, lo droppo, mi leggo il fumetto. Forse ora ho visto le pagine, ho detto vabbè, mi rileggo il libro, guarda. Va bene così. E niente, ci sono rimasto male anche perché sono molto ansioso di vedere cosa succederà poi nell'ascendenza, che nonostante sia invitato prima, io comunque voglio leggere in ordine di uscita. Bravo. Però le ansie non ce la faccio proprio. E lì fermo da prima che uscisse Ahsoka, quindi che Ahsoka nell'agosto. Sì, quindi da giugno-luglio che c'erano lì sul comodino e lì è rimasto insieme ad altre roba. Ecco. Sì, devo dire che anch'io condivido comunque i vostri pareri. Io ero partito ovviamente con delle buone aspettative, anche perché le premesse erano di tutto rispetto, cioè Thrawn, Vader insieme, eccetera, eccetera. Io ho accusato moltissimo la parte relativa ai flashback, principalmente le parti relative a Padme, ma in realtà neanche quelle con Anakin e Thrawn mi hanno fatto proprio strappare le vesti, perché Anakin è caratterizzato bene, nel senso che è molto in linea con la sua caratterizzazione di The Clone Wars. Io mi sono accorto di avere una luce spenta, scusate. Ok, meglio. Adesso sono illuminato un po' più decentemente. Quindi sì, Anakin è caratterizzato bene, cioè in linea con la sua caratterizzazione di The Clone Wars. Però tutta la parte di flashback e appunto soprattutto quella relativa a Padme soffre di soffre dei peggiori difetti delle puntate di The Clone Wars più noiose, cioè sembra proprio un po' filler, un po' tirata per le lunghe più che filler, e tutti quei segmenti secondo me risultano un po' i più deboli. Sicuramente a livello di azione, proprio di scene, action, quando Anakin, Thrawn e Padme si riuniscono su Mokivi, le cose migliorano, però ormai siamo già a un punto abbastanza avanzato dell'opera. I vari comprimari, i vari antagonisti dei flashback non mi sono piaciuti, li ho trovati abbastanza pesanti, gli antagonisti poco minacciosi, insomma non ho apprezzato praticamente per niente tutta la parte di flashback. D'altro canto però io invece ho apprezzato moltissimo il rapporto tra Thrawn, diciamo, nell'impero e Darth Vader,
con un bel contrasto tra i caratteri, con dei capitoli molto ben bilanciati, con un bello scambio, una bella dinamica tra i due, tra le deduzioni di Vader e invece scusatemi, tra le deduzioni di Thrawn e invece la rigidità, come dire, il contatto con la forza di Vader, ma anche la sua impostazione molto chiusa, ecco. Ovviamente è Zahn a scrivere e quindi è Thrawn sempre che brilla un pochino di più rispetto a Vader, però comunque il contrasto è secondo me molto, molto apprezzato. Ho apprezzato comunque anche cioè, diciamo, pur non avendo purtroppo Eli Vanto a disposizione, che ha un ruolo non solo narrativo, cioè scusatemi, non solo per quanto riguarda la trama nel primo romanzo, ma ha proprio un importante ruolo narrativo, in quanto esattamente come Gilead Pelleon è quel personaggio umano tramite il quale noi lettori riusciamo a comprendere Thrawn in quanto alieno geniale. Anche senza Elevanto ho apprezzato i vari comprimari a bordo della Chimera. Karin Faro era già esatto, Commodoro Faro è una garanzia, e devo dire anche il comandante Kimmund di questa prima legione mi ha intrigato. Rook forse un pochino più sulle sue, però come dire, apprezzato. Secondo me Alleanze a livello di trama è stato, e ne parlo al passato perché ovviamente poi sono stati pubblicati tutta una serie di altri romanzi, per cui bisogna anche contestualizzarlo nel momento in cui è uscito, ed è il motivo per cui io consiglio sempre appunto di leggere in ordine di uscita. È stato un romanzo molto furbo, perché forse ancora più del primo romanzo Thrawn, Alleanze ha aperto tantissime linee narrative, ed è proprio il concetto che Zahn diceva, che lui deve, cioè nel senso, il pane lo deve portare a casa, quindi lui scrive romanzi, lascia le porte aperte, così poi viene chiamato a portare avanti le trame che lui inizia a disseminare. Noi ovviamente poi sappiamo tutte le varie trame dove hanno portato, sappiamo i vari intrecci, quindi a posteriori è anche insomma la sensazione è diversa rispetto a quando questo romanzo è uscito, quindi va contestualizzato molto, perché appunto però scusatemi, se abbiamo avuto anche tutti gli altri romanzi e tutte quelle trame, è anche grazie alle porte aperte da Throne Alleanze, per cui anche se il romanzo in sé per sé non mi ha fatto impazzire, devo dire che ha avuto una funzione molto molto importante per quanto riguarda la narrazione di Throne all'interno del canone. Quindi diciamo che questo secondo me è stato molto importante. Recupererei la domanda di Antonio, che ci chiede: a proposito, Rook dove l'ho conosciuto Thrawn? Ci sono informazioni sul suo reclutamento? Che io sappia no. Corretto? Non mi pare. Vi ricordate qualcosa? No, non mi ricordo, magari viene citato. Mm-hmm. No, anche su Wikipedia vedo che è già il suo assassino personale. Basta, non viene specificato niente. Che tra l'altro è vero, muore su Lothal Rook, mamma mia. Sì, ma è un titolo, non è il nome proprio. Sì, esatto.
Andrea dice l'uomo col cappello, però dice no. Allora. Diciamo che ormai sembra quasi che ci siano due Tron, un Tron dell'uomo col cappello e un Tron di Zan. Uno è sono il clone come Tron. Tron, come Ventress, Tron, Luke. Mamma mia. Invece no, Ahsoka. vorrei chiedervi se vi ricordate, cioè Ranky, insomma tu l'hai letto un po' di tempo fa, ma l'introduzione dei Girisk, come l'avevi vissuta, cosa ne pensavi al tempo e adesso cosa pensi di questi Girisk? Ci possiamo fare qualcosa o ormai l'uomo col cappello sembra continuare a dire no? Non lo so, sicuramente diciamo, come posso dire, alla lettura del romanzo erano qualcosa di interessante, diciamo, che si poteva andare a esplorare ulteriormente, come no, ovviamente poi sappiamo che è stato così, dato che ci sono stati altri 4 romanzi. Sì, diciamo, fino al tradimento questo sentore di Yuuzhan Vong versione canon era molto forte. Mm-hmm. Poi con l'ascendenza, devo dire in realtà non è ancora, però diciamo, siamo riusciti a capire delle differenze tra gli Yuuzhan Vong e i Grisk, a parte il tipo di antagonista inteso come invasore extragalattico, però comunque sono specie con caratteristiche diverse, poi anche gli Yuuzhan Vong avevano tutta una componente relativa alla bioingegneria, biotecnologia, in rapporto con la forza un po' particolare, diciamo così, mentre i Grisk sembrano più semplicemente in grado di influenzare, controllare altre specie. Sì. Quindi è un tipo di aggressività, tra virgolette, diverso, caratteristiche diverse, però a livello narrativo comunque sono molto simili, perché si tratta sempre di un invasore extragalattico che va a minacciare prima le regioni ignote e poi la galassia. Adesso, se arriverà mai a minacciare la galassia, non lo sappiamo, secondo me, perché potrebbero sia aver deciso di riprenderli che come aver deciso di non riprenderli più. Mm-hmm. Secondo me sarebbe un'occasione buttata via, diciamo, non riprenderli anche o nel Mandoverse, quindi filoni, film, Ahsoka, Tron, oppure anche nel nuovo ordine Jedi con Rey, Grogu, Poppy, eccetera, perché Cal comunque Kestis, anche sì, ovviamente Ahsoka, Quillan Boss redivivo, sì, ovvio, e Ventress, Ventress tornata buona, tutti. No, però comunque se, diciamolo così, se stiamo virando su un canone che va un pochino a ricalcare quello che era stato in Legends, nel senso che palesemente ci stiamo dirigendo verso l'erede dell'impero, versione canonica, se i film annunciati sono l'alba degli Jedi e il nuovo ordine Jedi, che magari non avranno questi titoli, però è anche probabile di sì, diciamo, comunque parlando di nuovo ordine Jedi, la minaccia nell'Agents è comunque quella extragalattica, quindi cioè andare a ripescare i Grisk sarebbe anche facile, sarebbe anche cosa buona e giusta secondo me, però non lo so se lo faranno. Sì, poi dicevamo anche in redazione che il fatto che abbiano deciso finalmente di mostrare come sono fatti, sempre che li mostreranno in questo fumetto, vuol dire che o hanno deciso di bruciarli o hanno deciso come farli. Sì, assolutamente. Quindi vedremo. Anche se io temo la popipopata degli incappucciati Sì, o una roba del oppure genere. si vedono tipo 2 occhi rossi e loro sono sopra una struttura che gli fa ombra. Magari Sì, vedi esatto. tipo 2 piedi barra stivali tagliati dall'ombra. Sì, esatto. Ho questo timore. Eh.
Però E comunque, anche se li facessero incappucciati, vuol dire che non vogliono mostrarceli perché appariranno da qualche altra parte. O semplicemente non vogliono rischiare. No, esatto. Io non gli do più fiducia, onestamente. No, Proprio escluso. E non lo tu, so. Carmio, di questi Grisk, che cosa ne pensi? Io ci speravo un po' che potessero comparire o quantomeno essere accennati in Ahsoka. E considerando quello che ha detto Raghi, ovvero che loro nell'ultimo periodo stanno molto ricanonizzando ciò che era Legends, o comunque ispirandosi a ciò che era Legends, diciamo che qualche speranza ce l'avevo. Il problema però è nel Mandoverse non lo trovo fattibile perché sarebbe un'invasione galattica. Cioè, No, c'è esatto. scritto, canonicamente sono 30-35 anni, no, 30 anni di pace, quindi dove li metti nel post Exegol? Io temo che possano, per come appunto poi si sono sviluppati, sempre che questa caratterizzazione venga mantenuta, che non è detto, temo che introdurli a livello di film o di serie TV faccia un po' l'effetto Secret Wars, scusatemi, Secret Invasion, Mhm. perché cioè, come dire, no, i Grisk che riescono a manipolare tutti, cioè alla fine sono tutti agenti Grisk. Cioè temo che poi diventi un po' non mi fido di nessuno perché tutti possono essere agenti Grisk, eccetera, eccetera. Non so quanto possa rendere su schermo. Almeno per come poi sono stati sviluppati, soprattutto in tradimento. Poi ho anche la sensazione che se devono fare un'invasione extragalattica, Filoni metta i Vong. Perché, perché Sì, era un passo da farlo in The Clone Wars, e a lui è sicuramente più interessato a riportare cose Legends nella sua versione che a integrarsi con il resto delle opere, almeno questa è la mia sensazione. il gran brutto presentimento ce l'ho anche io. Mm. Secondo me i Grisk resteranno relegati al lato cartaceo, magari esce qualche altro romanzo non contro un protagonista, ma che vada comunque a chiudere quella minaccia relegata alle regioni ignote, e basta. Nel canone, se proprio ci sarà, saranno i Grisk e i Yuuzhan Vong. Mm-hmm. Un'idea che non mi piace, che questa mancanza di coesione narrativa, chiamiamola così, mi fa imbestialire, perché avevano promesso tutt'altro loro all'inizio, quindi vabbè, data così. E, Sì. altri due spunti che volevo proporvi sono, visto che nessuno di noi ha apprezzato i segmenti con Padme e neanche i romanzi con Padme ci hanno fatto impazzire, perché non si riesce a raccontare qualcosa di interessante con Padme? Cioè, qual è il problema, secondo voi? È un problema perché nella trilogia prequel Padme funziona benissimo come personaggio. Perché, e secondo me anche in The Clone Wars, in tanti, cioè, in quasi tutti gli episodi di Padme comunque sono degli episodi, secondo me, ben strutturati. Poi qualcuno un po' più noioso, qualcuno un po' più interessante, ma voglio dire, come tutti gli alti e bassi che ha The Clone Wars. Perché sembra che non riusciamo più a raccontare qualcosa con Padme protagonista? Qualcosa di Secondo me, interessante. inizio un attimo io, poi ti lascio andare, Sì, sì. Cagno. Secondo me è, come posso dire, il personaggio sbagliato nel contesto sbagliato. Cioè, che, come posso dire, fa sempre le stesse cose e sempre allo stesso modo, sempre con la stessa mentalità, tra virgolette, che è quella un po' da senatrice, molto diplomatica, che però quando c'è l'azione riesce anche a entrare in azione, tra virgolette. Poi nei
romanzi di Padme è sempre accerchiata, tra virgolette, nel senso, come protagoniste nei suoi ancenne, che però allo stesso tempo sono comunque molto simili a lei, di fatto, perché anche, oltre che fisicamente, anche un po' caratterialmente, è come avere tante Padme assieme che fanno cose e poi si scambiano una con l'altra. Beh, adesso non hanno cioè, nel senso, non sono un po' Non hanno ipotesi. specializzate, non c'è quella... Sì, cioè, poi un'esperta di una cosa, un'esperta di un'altra. sì, sono un po' i Power Rangers, però Padme, cioè in un certo senso, Padme ma Rangers. al di là di quello, anche senza ancelle, secondo me c'è il rischio che le sue storie siano tutte uguali, proprio perché è una senatrice che fa sempre missioni diplomatiche che però puntualmente vanno male, allora lei, nonostante sia una senatrice, è comunque in grado di passare all'azione, e poi puntualmente arriva Anakin e si ritrovano assieme perché nessuno sa che in realtà sono sposati e scappano e tornano su Coruscant. Secondo me è un po' questo il problema, che le storie sono tutte uguali e anche magari Leia è un personaggio comunque in un certo senso simile, però allo stesso tempo nelle storie su Leia non fa sempre le stesse cose. Sì. È un personaggio che è, nel senso, ha dei suoi schemi, ma non, cioè, non sono forse ristretti come quelli di Padme. No, O esatto. almeno, o almeno così è come ci come Padme ci è stata mostrata nell'ultimo periodo, perché appunto anche nella trilogia prequel, secondo me Padme ha cioè è un personaggio un po' più interessante, o meglio, Sì, è sì, sì. reso meglio. Cioè, secondo me sì, c'è il problema che nelle storie su Padme viene sempre presa, al di là della trilogia di romanzi, però The Clone Wars, anche magari qualche fumetto che è uscito, e soprattutto Neanzi, viene sempre presa nel periodo tra episodio 2 e l'episodio 3 prima della fine, che Sì. forse è quello meno interessante, perché comunque è appunto senatrice e fa la senatrice. Non è il periodo in cui è regina, che magari deve diventare, o ne è appena diventata, allora deve affrontare qualche crisi su Naboo, ma non è neanche una Padme di episodio 3 che sia sta aspettando il figlio barra figli di Anakin, sia sta comunque combattendo l'ascesa dell'impero, che è palese in episodio 3. Tra episodio 2 ed episodio 3 è ancora in quel limbo in cui vengono raccontate tutte le sue storie, che però sono tutte uguali, appunto. Quindi sì, è molto monotona, mentre Leia, se la prendi magari, puoi vederla da bambina in Obi-Wan Kenobi, nella serie TV, da fumetto, una volta va a cercare tutti gli algeraniani superstiti, un'altra volta guida una ribellione, un'altra deve salvare Han Solo, un'altra è con Kira a fare cose, vabbè, non sto a spoilerare, però un'altra deve affrontare Kira, in un'altra Vader o qualche altro ufficiale imperiale, comunque fa tante cose anche a livello di narrativo. Io non li ho Sebbene letti quei libri, però mi pare di capire che quindi il problema è la ridondanza. Cioè, come in The Clone Wars fa sempre la stessa cosa. No, nei libri non ne ho letti neanche io in realtà. Però dico in generale, cioè anche The Clone Wars, magari anche il fumetto, sto pensando ad Alcyon Legacy, che è l'ultimo uscito, non è l'ultimo uscito, Alcyon Legacy, oppure in Hyperspace Stories. È comunque sempre lei che va in missione diplomatica, si trova sempre in mezzo ai guai, ma riesce sempre a uscirci perché fa combattivi negoziati. È Cioè, un pattern praticamente. sì, sì, è proprio un pattern delle sue storie. Allora, vorrei andare verso la chiusura di questa diretta, perché abbiamo toccato un po' di temi che volevo affrontare, appunto, a parte i nostri pareri, il rapporto tra Throne e Vader, i Grisk, e anche l'importanza che questo romanzo ha avuto, appunto, per tutte le opere successive di Zahn, e anche cercare di anche un po' capire perché Padme non funziona. Vorrei chiudere questa diretta di Holocron mostrando un po' le tavole
quelle rilasciate in anteprima ovviamente perché il fumetto è uscito, però non è che possiamo mostrare il fumetto così a tutti. Per cui mi limito a condividere lo schermo. Ok, allora, Throne, Alleanze, il fumetto adattamento, il primo numero è uscito proprio qualche giorno fa, se non sbaglio, pochi giorni fa, con i disegni dell'italiano Andrea Di Vito e la sceneggiatura scritta nuovamente da Jody Hauser, che aveva già sceneggiato l'adattamento del primo romanzo, diciamo, Throne, in collaborazione questa volta con lo stesso Tim Zahn. Queste quindi le prime pagine. Stupende. Già nella terza si nota il rango. Sì. Ecco, questa è una cosa che appunto abbiamo notato. Ho notato oggi. Vediamo se qua riesco a zoomare. No, rimane sempre uguale. Beh, essenzialmente è una roba che davvero mi fa storcere tanto il naso, ma il rango, la placchetta di rango di Throne non è disegnata, ma è palesemente un PNG, un'immaginina incollata in ogni vignetta, dove compare Throne, diciamo, di fronte, senza neanche poi riproporzionare, cioè al massimo è un po' ruotata di tanto in tanto. E io trovo davvero che sia una soluzione triste proprio, pigra. E devo dire, al momento i disegni non li ho apprezzati moltissimo. Anakin non mi dispiace. Per il resto, bah, non so, C'è da dire che Anakin giovane forse è uno dei migliori che abbiamo mai visto disegnato a fumetti. Anakin proprio giovane, stile sì, The Clone Wars. nel Perché canone sì. Nel se canone penso sì. a quello di Alcyon Magazine mi metto le mani nei capelli. Sì. Quindi Sì, sì, no, nel canone è decisamente uno, se non il miglior Anakin. Le scene di azione, devo dire, cioè sono secondo me belle, ben costruite. Rimane il fatto che questa pigrizia della placchettina è un po' pesantuccia. sì, c'è da Almeno dire che sì, una volta che te no, ne scusa. accorgi, non puoi non notarlo, ecco. Sì, sì. Sì, c'è da dire che, dicevo, nel primo, non nel primo numero, nell'adattamento del primo romanzo, i ranghi erano fatti un po' malino, nel senso che erano tutti disegnati, però erano spesso storti oppure abbozzati con magari 2 quadratini quando quel personaggio ne avrebbe dovuti avere 12 per dire. Mm, mm, però cioè, avrei cercato di fare una via di mezzo perché comunque tra abbozzarmi così tanto e mettere proprio PNG senza neanche dargli un attimo di prospettiva. Sì, sì. Sì, diciamo che poteva essere ricalcato il PNG almeno per avere Sì, le linee nere, non cioè le linee nere come se fossero inchiostrate e non proprio buttato lì così, sì, ecco. sì, poi si poteva magari fare magari un tocco di un rettangolino blu e uno piccolino giallo e uno rosso per dire senza stare a fare tutti i quadratini Sì, uno per uno. sì, sì, sì. Però sì, un po' una via di mezzo. Mhm. Esatto. Vedremo come proseguirà adesso il grande, Ammiraglio. no, no, dicevo, la grande incognita è il prossimo numero. Perché, Perché appaiono perché Grisk. i Grisco dovrebbero apparire nel secondo numero, quantomeno come cadaveri, no? Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo, però dovrebbero apparire nel prossimo numero. Sì, comunque è Quindi in staremo a vedere. 4 numeri, credo. Credo sia in 4 numeri. Vediamo subito. Mi pare proprio di sì. Ehm, Sì, sì, non sì, mi sì, in ricordo. 4, in 4. Ok. Però
Sì, c'è da dire che comunque Amiance è ben più breve del primo romanzo, quindi Sì, no, è abbastanza una lettura, come dire, abbastanza veloce, scorrevole, questo è indubbio. Mm. Va sì, bene, no, ecco, volevo solo aggiungere che mi sono sì, dimenticato di dirlo prima, appunto, indicativo in un certo senso che sia un romanzo così breve, ma allo stesso tempo a tutti quelli che non leggono sembri così lungo, soprattutto in alcuni sì. tratti. È vero, è verissimo. Le parti di Padme sono indubbiamente pesanti, proprio mal ritmate proprio, e quindi ti fa sembrare il romanzo molto più lungo. Proprio oggi, riprendendolo in mano per questa diretta, dicevo, ah, cavolo, non me lo ricordavo Eh, così sottile, Sì, ecco. Poi sì. io, vabbè, l'ho letto in ebook, per cui, però, sì, chiaro. diciamo che Tradimento lo avevo percepito di una certa dimensione, ecco. No, però penso anche magari bene superiore e male minore, cioè saranno il doppio più lunghi Sì, quasi. scusami, sì, esatto, volevo dire, il male minore è Ah, il ok. doppio, sì. Però, cioè, probabilmente se ti metti a leggere ci impieghi lo stesso tempo a leggere uno e Sì. l'altro. Sicuramente. Quindi sì. Va bene. Allora, io direi appunto che per questo commento a Strone Alleanze abbiamo dato. Antonio giustamente dice apparentemente dovrebbero comparire i Grisk. Poi mamma se tagliano quella scena, però, se tagliano la Mamma scena mia. con i gris. Poppy fortissimo proprio. E niente, a questo punto Non mi sto immaginando il Throne e Vader che fanno tipo ah, quelli che abbiamo appena incontrati erano i Grisk, sì. però non vedi quando li incontri. Ma guarda, ormai non mi sorprende più niente. Bene, direi che vi ricordo i prossimi appuntamenti in diretta, che saranno lunedì 12 febbraio con Archivio Jedi e anche lunedì 26 febbraio con la prossima puntata di Holocron Book Club. Potrebbe esserci una diretta extra speciale al mese di febbraio. Al momento non dico altro, però potrebbe esserci una diretta speciale al mese di febbraio. Ovviamente poi lo saprete tramite i nostri canali. Io ringrazio tutti gli spettatori per averci seguito, per aver commentato con questa, appunto su questa. Ah, arriva Andrea con una domanda. Escape from Valo già arrivato in redazione. Lascia perdere Andrea perché Disney Publishing non ci manda più, o meglio, non manda più a nessuno le copie digitali per le recensioni, manda soltanto copie fisiche solo agli americani, cosa che faceva anche prima, però almeno mandava le copie digitali a tutti. Non le manda più a nessuno digitali, per cui leggeremo Escape from Valo domani, a partire da domani quando uscirà. Per cui aspettate, cioè la recensione arriverà tra una decina di giorni, ecco. Quindi appunto grazie ancora a tutti per averci seguito. Io ringrazio ovviamente Raghi, Carmio per essere stati con me questa sera, grazie mille della compagnia e del vostro contributo. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Detto questo, come sempre vi auguro delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti. Ciao.